Buonasera, siamo di nuovo qui Catania Creativa insieme a Mirko Stefio. L'abbiamo incontrato precedentemente in un'intervista che ha fatto abbastanza scalpore, dobbiamo dire ha avuto parecchi riscontri ed è avvenuta precedentemente all'incontro che poi si sarebbe tenuto a Pergusa. Adesso invece post Pergusa praticamente. Mirko ha chiaramente ancora delle cose da dire. Fra l'altro oggi, il giorno in cui stiamo facendo l'intervista, è la vigilia, domani sarà la commemorazione, ci sarà la commemorazione della morte di Canepa, anche se la manifestazione sarà poi giorno 20, domenica. Allora Mirko, tiriamo un po' il sunto della situazione di quello che è successo a Pergusa e ti lascio quindi libera la parola. Beh, intanto la riunione è andata per come doveva andare, dipende da che punto di vista, no? C'è chi pensa che ha fatto scalpore, c'è chi invece che ritiene che sia andato in contrasto. Noi proseguiamo dritti per la nostra strada, come abbiamo già detto, e ci dispiace molto che figli siciliani purtroppo non continuano a lavorare per la Sicilia e proseguono invece alimentando cattive energie nei confronti di questo popolo che avrebbe bisogno invece di sinergia, di unione, di comunione, di unità di intenti, di voglia di andare alla lotta insieme, uniti verso un unico fronte, che poi è quello che è più importante. Pergusa è nata per questo, con qualche defezione magari importante, non si capisce bene il come e il perché, ma la tua intervista a me ha dato un po' fastidio a colui che noi chiamiamo governatore. Ci dispiace perché lo continueremo a ribadire governatore, anche se ha il tempo, la possibilità di poter dimostrare che lui non è il governatore ma il presidente del popolo siciliano. Parlavamo di defezione, facciamo insomma diciamo chi, no? Perché magari poi siamo curiosi. No, dal gruppo unitario sono usciti Attiva Sicilia, Terra e Liberazione e praticamente il gruppo di Nazione Sicilia di Nazione Sicilia, di Rino Piscitello. Loro sono usciti poiché sostengono che diciamo così la mia intervista sia stata un po' forte nei confronti del governatore attuale in primis, riguardante al fatto che era fatta in un momento drammatico, soprattutto in un momento in cui si doveva fare una riunione di unità, e io invece sono stato in qualche modo reso distruttivo dalle mie dichiarazioni. Ma Monica, noi siamo liberi. Generazione Bassa Già è un gruppo, un movimento indipendentista sociale, lo ribadiamo, libero, nel senso che noi vogliamo l'unione di intenti di persone che vogliono la lotta per la Sicilia. Le dichiarazioni, come riteniamo imbarazzanti sullo Stato d'autonomia, ci inducono assolutamente ad avere una linea Maginot nei confronti di chi invece cerca di occultare quello che realmente si ottenne nel 45, e noi con forza siamo ostinati a dire: noi da siciliani veri non vogliamo alcuna affinità con queste persone che in realtà non hanno l'intenzione di lottare per lo statuto e di lottare per quello che è l'indipendenza della nostra terra e dunque per la libertà dei nostri giovani. Perché non ci scordiamo che i nostri giovani sono tutti quanti via dalla Sicilia e piano piano andranno via, e non possiamo più essere felici di questa autodistruzione, di questo masochismo sicilianoide. Sì. Senti, ti voglio fare una domanda, anche in conseguenza dell'ultimo vostro comunicato come Generazione Basta Già. Sembra che dopo Pergusa ci sia stato un proseguo. Era un proseguo reale o un proseguo fittizio, o qualcuno, come avete detto voi nel vostro comunicato, mi limito a riportare, ci ha voluto mettere un po' il cappello sopra? Spiegaci un po' meglio questa situazione. Facciamo finta di esserci fraintesi, ok? Diciamo che noi tendenzialmente e moderatamente siamo tendenti all'unione, e come tale vogliamo che l'unità di intenti sia il punto prioritario, per cui se
c'è qualche incidente strada facendo, noi continuiamo a cercare la via per poter riprendere il cammino lasciato. Il problema fondamentale è che oggi la politica ha una necessità, ha la necessità di avere un movimento o un partito che faccia gli interessi dei siciliani, dei lavoratori, della piccola impresa, della media impresa, e non di distruggere quel poco che abbiamo, di avere tutto quello che sono le nostre risorse in mano dei siciliani, o se vogliamo della Sicilia. La logica, la Sicilia uguale mafia, è qualcosa che ci dobbiamo scrollare di dosso, perché non possiamo più continuare a pensare che noi veniamo affibbiati a questa catalogazione aberrante voluta da chi invece vuole sottometterci, perché in realtà ci sono persone molto per bene e la delinquenza spicciola facciamo fatica a comprendere come potesse fare saltare delle autostrade nel 1992. Facciamo grande fatica a pensare come analfabeti o pastori che davano a mangiare alle galline facessero saltare 2 corsie dell'autostrada con delle autobomba. Non c'è stata una visura su queste bombe da dove arrivassero, addirittura con una perfezione tale e con un controllo telecomandato a 10 km di distanza. Facciamo fatica noi oggi a comprendere che manca un pezzo, e quando loro continuano a ribadire che noi siamo mafiosi, io continuo a ribadire che noi siamo schiavi di coloro che mafiosamente ci hanno condannato a questo esilio costante che è la nostra terra. Noi dobbiamo oggi capire che il problema fondamentale non sono più i soldi che possono offrirci, perché siamo ostinati, ce li hanno offerti, i loro centri di potere se li possono tenere. Noi siamo liberi e come movimento libero noi affermiamo con fermezza che vogliamo l'indipendenza, la libertà per i nostri figli e i figli dei nostri figli. Noi non siamo felici che i nostri figli andranno a vivere in Veneto, in Lombardia, andranno alle università alla Bocconi. Noi siamo contenti che i nostri figli vivano accanto a noi, facciano famiglie siciliane che producono quello che la nostra terra ha dato, che è veramente ricca. Dobbiamo essere ostinati tutti quanti noi a difendere noi stessi. Dobbiamo dire basta con questa loro logica colonialista. Allora, adesso mi sembra di capire quindi che se c'è stato qualche problema, abbiamo cercato di risolverlo proprio in virtù dell'amore, che è quella cosa più forte nei confronti della terra di Sicilia. Quindi da Pergusa alla fine è uscito un movimento unitario, c'è questo movimento unitario anche in vista delle prossime elezioni, ma non soltanto, perché tu hai sempre parlato di costruire prima una base forte, eccetera. Quindi a noi interessa sapere, c'è questo movimento forte, questa unione vera finalmente, anche perché è un obiettivo particolare quello che ti sei posto tu, che si è posto il movimento Generazione Basta Già, perché riuscire a riunire tutti questi piccoli partucoli, partitini, sicilianisti, autonomisti, eccetera, non è roba da poco. C'è qualche speranza dopo Pergusa? Non è cambiato nulla rispetto al principio di partenza. Eravamo 26 e siamo 23. 23 firmatari che il 3 luglio si incontreranno con la responsabilità data a una commissione, la quale commissione cercherà in tutti i modi di trovare i punti canoni per fare un unico contenitore. Qualcuno ci ha offesi dicendo che neanche nel partito nazista si faceva il contenitore senza il contenuto, ma il contenuto è la libertà del popolo siciliano. Il nostro obiettivo è l'indipendenza. Che cos'è che dobbiamo discutere se tutti vogliamo quella cosa? L'appropriazione dello statuto, che poi smettiamola di chiamarla statuto, è offensivo. Il nostro è una carta costituzionale, un atto di ingegneria giuridica bella e buona, che i giuristi ancora oggi nel 2021 è di un'attualità incredibile, rende questo popolo libero. Poi c'è chi dice che bisogna renderlo carta straccia, che comunque non è. C'è l'articolo 1, dice che è valido solo se la Sicilia è colonia, quello che vogliamo, ma fu ottenuta, è una base da cui dobbiamo partire, e i fratelli scozzesi ci insegnano che quella è la base da cui partire per poi arrivare alla nostra indipendenza, per fare capire ai siciliani che non è un problema la pensione, che non è un problema quei 4 spiccioli di brodaglia che ci danno dopo una vita di lavoro.
un pensionato che in Sicilia prende 300 euro, e come si può pensare di vivere? Questa non è una moneta, oggi l'euro non rappresenta una moneta, è un sistema di schiavitù dei popoli, che è una cosa molto diversa. Lo sfruttamento delle nostre energie. Io continuo a dire, noi avremmo dovuto sviluppare le nostre culture endogene, noi avremmo dovuto assolutamente eliminare il concetto di dare i nostri petroli, la petrolchimica totalmente in mano a questi signori che hanno devastato le coste più belle. Noi avremmo dovuto vivere di turismo, e comunque il nostro petrolio noi dovremmo pagarlo ma neanche al 30% di quello che lo paghiamo. I valdostani pagano il nostro petrolio praticamente a niente, e noi lo paghiamo a 2 euro al litro. Ma questa cosa, il governatore, chiunque esso sia, perché qualcuno dice è un problema personale, no, non è un problema personale, è un problema con quella figura. Deve prestare giuramento allo statuto, e come tale deve assumersi la responsabilità dei suoi atti, deve assolutamente applicare lo statuto e deve chiedere immediatamente la riappropriazione dell'Alta Corte di Giustizia, immediatamente, che è la vera, unica soluzione ai nostri mali. A proposito di indipendenza, domani ricorre la morte di Canepa, di Antonio Canepa. Due parole, penso che avrai voglia di spenderle, e nel frattempo ricordiamo l'appuntamento che ci sarà domenica. Per problemi organizzativi ovviamente si è preferito farlo domenica proprio a Randazzo. È una giornata che mi fa venire ancora i brividi pensare che un comandante, un professore di dottrine politiche abbia abbandonato una vita perché lui aveva la possibilità di avere il posto al Senato, di essere rettore in Toscana, di essere non so quante cose ci sono anche poi sul suo conto, e la storiografia ha cercato di occultarlo, ma è oggi nel 2021 una cosa necessaria. Dobbiamo porci tutti gli indipendentisti, commemorare i nostri martiri della libertà. Un uomo come Antonio Canepa, insieme ai suoi ragazzi dell'Evis, dei ventenni, poco più, che sono morti. Addirittura si parla, perché c'è una grande confusione su questa morte, si parla che loro agonizzanti siano stati infilati nelle casse. Il classico segreto di Stato. In Sicilia ne abbiamo tanti segreti di Stato, tantissimi. Portele della Ginestra, e poi parliamo della morte di Antonio Canepa, che neanche un fiore hanno potuto portare. Noi facciamo le condoglianze a Teresa Canepa, la figlia di Antonio Canepa, che ancora è in vita, a cui bisognerebbe portare grande rispetto. E invito tutti i politici dell'Ars, del Parlamento siciliano, a levarsi quel tricolore che è umiliante, che ha ucciso Antonio Canepa. Lo ha ucciso il tricolore, dopo che in un agguato, fu veramente una strage di Stato, vennero uccise queste persone per la nostra libertà. Oggi nel 2021 si deve rinunciare ad andare al mare di domenica per andare a portare un fiore a questo grande uomo che ha lottato per la nostra libertà, per i nostri diritti, che è quello che stiamo dicendo noi. È stato ucciso proprio perché chissà dietro cosa ci fosse. Poi c'è stato il silenzio, e quando qualcuno ha pagato per le loro tombe fare il monumento abbandonato, che è il cippo in contrada Murat-Surut, abbandonato, non c'è vedrete, praticamente. Dove ci vedremo, e poi faremo un corteo, un mini corteo fino a Piazza del Municipio, dove poi chiaramente ci saranno i vari interventi. A che ora? Alle ore 17 in contrada Murat-Surut troverete tutte le informazioni su Generazione Basta Già, su Sicilia Indipendente, su svariati portali di cui noi ci occupiamo, abbiamo l'onore di poter pubblicizzare. Questo è un evento di tutti i siciliani, questo non è un evento di qualcuno, tutti i siciliani, anche coloro che non hanno confidenza o non hanno una sensibilità con quello che è l'indipendenza. Antonio Canepa fu veramente il nostro Che Guevara. Fu colui che ha lottato realmente per la nostra libertà, ma noi non ci possiamo dimenticare, perché quella fiamma che accende i nostri cuori di indipendentisti non si è mai spenta. Oggi nel 2021 si è rialzata, e oggi dobbiamo lottare assolutamente in prima linea per questo. Io sono disposto e non finirò mai di lottare, sono ostinato, proprio perché sono libero, non mi paga nessuno e non vorrò mai soldi da nessuno. Quindi è inutile che continuino a cercare di tirarci la giacca da destra a sinistra, perché noi non saremo né a destra né a sinistra, noi saremo per i siciliani.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo. Se per caso si dovesse sentire un sottofondo di musica latinoamericana è perché chiaramente siamo qui nell'Accademia di Mirko e bisogna pur lavorare, anzi speriamo che continuino a farcelo fare ancora per un po'. Che dici? Beh, io mi chiamano in maniera spregevole la ballerina, no? Non sono gay, ma va tutta la mia grande approvazione al mondo gay, al mondo dei gay, a cui non ho nessun tipo di problema. Anzi, io sono la ballerina spregevolmente, no? Perché a Porto Rico tu sai che i politici ballano salsa, quindi non vedo perché se un bibitaro possa essere il ministro degli esteri senza avere la laurea. Io almeno sono una ballerina, come mi dicono, ma almeno ho qualche laurea. Il punto è che oggi c'è necessità di fare una politica di servizio. Noi lavoreremo affinché questo accada nei nostri momenti, nei nostri tempi, nei nostri spazi. Invito anche te, Monica, ad essere presente. È un momento veramente essenziale, un momento che noi dobbiamo fare capire ai nostri figli che l'indipendentismo ancora c'è, che la volontà di lottare per la nostra libertà ancora c'è ed è viva. E non è dai partiti, non è dall'elettoralismo che parte questo, parte dalla volontà di essere un gruppo coeso che faccia delle azioni importanti, e piano piano poi si arriverà. Dobbiamo cambiare le cose che c'è disponibili cambiare, perché oggi chiaramente siamo un gruppo piccolo con pochi soldi, però facciamo grande chiasso, e queste sono le cose importanti. Grazie ancora. E a proposito di fuoco, probabilmente quello che dobbiamo riaccendere è proprio il fuoco che dovrebbe ardere dentro il cuore di ogni siciliano. Ti ringrazio ancora e alla prossima, Mirko. Antudo. Suoni la tromba intrepido, io pugnerò da forte, bella affrontar la morte, mi do la libertà. Amor di patria impavido, mieta i sanguigni allori, poi terghi mei su